L'agente di Mattia De Sciglio, Giovanni Branchini, ha smentito la notizia secondo cui esisterebbe un principio di accordo tra Juventus e Barcellona per il trasferimento del difensore in blaugrana. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Secondo voci di mercato, il calciatore bianconero sarebbe stato inserito nella trattativa tra le due società che coinvolge anche Semedo e Pjanic. Branchini ha spiegato che, vista l'emergenza coronavirus, i tempi delle trattative di calciomercato saranno più lunghi e non esclude un trasferimento del calciatore in Spagna. Ma almeno per ora non c'è nessun accordo tra le squadre. Il contratto di De Sciglio con i torinesi scadrà nel 2022, ma sembra che il Barça lo abbia puntato. Vedremo alla fine se i club raggiungeranno un accordo. Dalla Francia arrivano nuove indiscrezioni di mercato. Il centrocampista della Roma, Javier Pastore, sarebbe desiderato negli Stati Uniti. Secondo il portale Foot Mercato, infatti, il giocatore sarebbe entrato nel mirino dei Seattle Sounders, che addirittura avrebbero già trovato un accordo con l'argentino e starebbero trattando per chiudere con i capitolini. L'agente di Pastore, però, Marcelo Simonian, ha smentito tutte le indiscrezioni, assicurando che non ci sono trasferimenti nell'immediato futuro del giallorosso. Inoltre, qualche settimana fa, Javier aveva ribadito l'intenzione di voler terminare 3 anni di contratto con la Roma. Per ora, quindi, non ci sono segnali che indichino una sua partenza dalla città eterna. L'accordo tra Dries Mertens e il Napoli per il prolungamento di contratto rimescolano le carte in casa partenopea. Un attaccante sembra comunque destinato a salutare la rosa di Gattuso, che nella prossima stagione accoglierà Andrea Petagna. Visto che non sarà il belga, il candidato numero 1 per fare le valigie diventa Arkadiusz Milik. Il polacco non intende fare un'altra stagione da panchinaro e i corteggiatori in Europa non gli mancano. In ogni caso, per lasciar partire Milik, Aurelio De Laurentiis chiede 50 milioni di euro. Il Gran Premio di Silverstone è ancora a rischio. Il governo inglese infatti vorrebbe imporre una quarantena di 14 giorni a chiunque entri nel paese, misura che renderebbe impossibile tenere l'evento. La Formula 1 le sta tentando tutte per andare avanti e ha chiesto un'esenzione per il personale del team, così da rendere possibile la competizione in programma a fine luglio. Ma la situazione resta comunque problematica perché, come dichiarato da un portavoce alla BBC, la quarantena avrà un impatto notevole su decine di migliaia di posti di lavoro legati al mondo della Formula 1 e al sistema dei fornitori.